E tutto è pronto e tra poco si inizia. Siamo con Erode. Salve a tutti. Questo è il grande momento, uno dei momenti più attesi. Eh sì, vi aspettiamo ad Agira e per vivere il Natale qui, col presepe vivente. Un presepe vivente che si svolge proprio la vigilia di La Natale. vigilia? No, è un modo per vivere la vigilia del Natale, lo viviamo insieme. Qual è l'augurio che facciamo a chi ci sta seguendo? Di pace. Il Natale è emblematico per la pace, speriamo la pace nel mondo e per tutti. Qual è il suo ruolo oggi? Il mio ruolo oggi è quello di consigliere del re. Sono quello che lo consiglia nel bene, diciamo, di portare avanti questa pace in questo mondo che, diciamo, è problematica la situazione. E qui incontriamo chi? Consigliere del re, leggerò quello che dicono le scritture per consigliare bene il re. Un presepe vivente che anima il quartiere antico, il centro storico di Agira. E ogni anno siete in tanti che prendete parte proprio in questa serata speciale. Sì, la zona alta della nostra città si anima, diventa proprio Betlemme. E sono tantissime le famiglie che lavorano nelle settimane precedenti e sono molti di più i figuranti, i personaggi che rappresentano il presepe. Lei da quanti anni svolge questo ruolo? E questo è il terzo anno che rappresento, ecco, Erode nel presepe, per me è un onore. Che dire, vi aspettiamo. Tra poco si inizia, si parte proprio da qui, da questi vicoli e poi si terminerà al castello. Sì, con dice bene, ma all'inizio nella parte proprio iniziale del presepe si rappresenteranno alcune scene recitate, come l'annunciazione, l'incontro tra Erode e i magi, il censimento, e poi dopo che passeranno per le vie Maria e Giuseppe con l'asinello, si arriverà fino al castello, in cima al nostro monte, il Monte Teia, dove proprio ai piedi del castello, in una capanna, nascerà a mezzanotte il Salvatore del mondo. E allora non resta altro che augurare a tutti buon Natale. Auguri a tutti e pace a tutti. E buon Natale anche da parte di, come ti chiami? Salvatore. Quanti anni hai? 8 anni. Allora, saluta gli amici di Bella Sicilia e Onda TV. Noi siamo dentro il presepe vivente di Agira che tra poco prenderà il via. Entriamo qui e incontriamo i vostri nomi. Graziella. Chiara. Rosalia. Qual è il vostro ruolo oggi? Siamo le Angelle. Da quanti anni partecipate al presepe? Questo è il nostro primo anno come Angelle, poi abbiamo partecipato anche come pastorelle altre volte e basta. Anche per te è la prima volta? Sì, Cosa si prova in questo momento? Tanta emozione? bello, bello. Grazie, allora, ciao. Amici, dimostriamo anche un angolo di questo borgo. Qui le guardie. E questo è Agira. Tra poco si inizia. Salve, siete già pronti per questo presepe? I vostri nomi? Filippo, Fabio, Filippo, Fabio, Giuseppe. Quindi voi siete le guardie? Sì. Starete qui? È la prima volta che partecipate oppure? Per me sì. Per me anche. Mentre qui abbiamo, Io sono il centurione, Emanuele. cosa si prova nell'indossare questo abito? Una grandissima emozione, per me è il terzo anno, 2 da centurione e 1 da re maggio. Bello, bello, bello. Avete gli abiti molto curati. Moltissimo. Sempre di più, ogni anno li curano sempre di più. Qui dove ci troviamo in questo momento? Questa è la zona dove c'è Erode, si svolgerà, diciamo, la maggior parte delle scene che ci sono prima dell'arrivo di San Giuseppe e la Madonna. Quindi Erode, i Re Magi,
diciamo, la maggior parte è tutta qua. Qui siamo nel centro storico, nella Sì, parte alta qua di siamo Agira. nella parte alta, non troppo alta, ancora si sale per arrivare al castello dove ci sarà la natività. Non resta altro che augurare a tutti buon Natale. Grazie anche a voi, buon Natale. Allora, ricordiamo dove ci troviamo, Alla gira. in provincia di... Enna. Allora, un saluto a tutti gli amici di Bella Sicilia, fateci sapere da dove ci state a guardare. Venite a trovarci. Ecco, chi ha perso questa edizione potrà vedere il prossimo anno, che perché ci saranno molte scene in più. Sandro è un bravissimo coreografo, bravo. un evento che si svolge solo la sera del Solo 24. il 24 dicembre e solo ad Agira si fa il presepe vivente. Grazie e a presto. Fateci sapere da dove ci state guardando e restate con noi perché presto vi mostreremo altre scene di questa natività qui ad Agira.